Cresce l'inventiva nel veneziano. Secondo i dati del CESDOC, Centro Studi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Venezia, nel 2011 nella città lagunare è stata registrata un'escalation per gli Archimede pitagorico e le invenzioni sono aumentate del 28%, i disegni del 38% e i modelli di utilità addirittura del 100%. Insomma, quando la crisi morde, l'arte d'arrangiarsi prevale e la lampadina si è accesa in 528 casi. Tanti sono i marchi e i brevetti depositati nella provincia di Venezia. È rimasta invece costante la creatività nel padovano, che si conferma leader nel Triveneto per il deposito di oltre 2000 marchi e brevetti, un terzo di quelli veneti. Le aziende, insomma, stanno puntando all'innovazione che la crisi ha trasformato in un prerequisito e non più in un valore aggiunto. La creatività è una necessità, insomma, sulla quale puntava la grande industria e ora anche la piccola impresa scommette sulle idee. Secondo i commercialisti veneziani, la crescita nel Triveneto di marchi e brevetti fa intravedere la luce in fondo al tunnel, anche se servirebbe una regia del governo per coordinare le potenzialità del patrimonio di ricerca scientifica. Tra le invenzioni più curiose, la gelatiera monodose, il dispositivo per bicicletta a pedalata assistita, l'apriostriche e l'installazione di un parcheggio automatizzato per biciclette.